Ma è un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. 6 bacini in funzione, 5 in provincia di Vicenza, 1 in provincia di Verona che è la Colombaretta, e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm, se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. No, direi proprio che non ci devono essere polemiche, i modelli matematici sono applicati, sono gestiti dai tecnici e sono i più preparati sulla piazza, dopodiché stiamo parlando, e lo dicono i dati, di bombe d'acqua che non si possono prevedere al millimetro, prova ne sia che abbiamo avuto 229 mm d'acqua in 6 ore, cosa che in una piovosità importante le si hanno in 24 ore. Di fare massima attenzione, abbiamo ancora le prossime 24 ore di assoluta attenzione e massima allerta. E la perturbazione dovrebbe spostarsi verso oriente, quindi andando verso Veneto orientale, quindi intaccare un po' la provincia di Treviso, un po' la provincia di Belluno, la parte bassa dell'Alpago e soprattutto il Veneto orientale. È un fenomeno eccezionale a maggio. Un fenomeno eccezionale per la stagionalità, ma può capitare, e dall'altro per le sue caratteristiche, cioè acquazzoni intensi in pochissimo tempo che comunque non permettono neanche la rete di sgrondo dell'acqua superficiale di andarsene con velocità. Gli animali sono un problema, lo sfondamento originale di Castelnuovo a Isola Vicentina è una dimostrazione, i tassi in questo caso non le nutrie, e quindi senza voler male a questi poveri animali, come si dice, noi dobbiamo salvaguardare la vita dei cittadini, non possiamo permettere che questo continui, quindi sicuramente un rimedio va trovato. Il piano di messa in sicurezza, il famoso piano Marshall, è a metà dell'opera. E per fortuna che l'abbiamo realizzato, visto e considerato che di quei quasi 3 miliardi, erano 2 miliardi e 7 che ho messo a terra nel 2010, abbiamo realizzato un sacco di opere. Quel piano Marshall oggi ci permette di dire Vicenza è salva in virtù del fatto che abbiamo realizzato i bacini. Se non avessimo avuto i bacini di laminazione oggi sarebbe stato un autentico disastro. Lei però faceva anche riferimento alla necessità di rivedere il sistema fognario delle acque bianche. Io faccio riferimento al fatto che bisogna rivedere tutto. Noi ci occupiamo dei grandi corsi d'acqua, la Regione ha la competenza sui corsi d'acqua maggiori e quindi siamo intervenuti e continuiamo a intervenire su questo. È chiaro che se ci sono i cambiamenti climatici, i fenomeni meteo estremi hanno una frequenza sempre maggiore e ripeto, ieri abbiamo registrato anche 70 mm in mezz'ora, cosa che non è mai accaduta, lo dico perché ogni tanto qualcuno dice pioveva anche una volta, in maniera diversa. E questi sono i dati ufficiali che ce lo confermano. È evidente che se ci sono questa intensificazione di fenomeni meteo estremi è necessario avere anche le opere di mitigazione del rischio conseguenti, che sono sicuramente i bacini di laminazione, sicuramente i consolidamenti arginali, ma anche le reti di smaltimento delle acque meteoriche, che sono state progettate non in maniera errata, ma sono state progettate secondo i canoni di 50-60 anni fa, quando le precipitazioni di 70 mm in mezz'ora non accadevano mai in Veneto.